Siccità sanitaria. In Veneto c'è carenza di medici di base. Solo nell'area dell'Ul-Sottoberica mancano 108 dottori di famiglia, con migliaia di pazienti rimasti scoperti. Per questo il Consiglio regionale ha approvato una vera e propria rivoluzione: consentire agli specializzandi del primo anno di seguire non più 650 pazienti, ma 1000 e poi 1200 il secondo e il terzo anno. Così viene data una risposta ai cittadini, ma non a tutti. Mancano gli ultimi, gli emarginati, i senza tetto. In Veneto mancano sempre più medici di base, è un problema gravissimo su cui i cittadini continuano a scriverci, a dirci che serve un intervento. C'è una responsabilità forte anche da parte della Regione, che negli anni ha programmato troppe poche borse di studio per i medici di medicina generale, ma c'è anche chi il medico di base proprio non ce l'ha, nel senso che non ce l'ha mai avuto, e sono le persone senza fissa dimora. Il problema in questo caso è nazionale. In Italia la possibilità di avere il medico di base è legata alla residenza. Quindi per esempio un imprenditore fallito che viene sfrattato da casa sua e quindi non ha più una residenza, si trova improvvisamente non soltanto per strada ma anche senza le cure primarie, senza il medico di base. Nella stagione della crisi economica, energetica, il problema è ancora più forte, più sentito, più urgente, perché aumentano le nuove povertà e chi non ha più una residenza è costretto a rivolgersi al pronto soccorso, un costo sanitario molto alto. Se fosse garantito a tutti il medico di base, sarebbe un risparmio. Si risparmierebbero tanti soldi dando il medico di base anche senza fissa dimora, anche a chi non ha una residenza, perché gli accessi in pronto soccorso all'ospedale in generale costano molto di più di assicurare quello che tutti noi abbiamo diritto di avere, e cioè una legge di civiltà che dia a tutti un medico di base. Una legge di civiltà che è giusto discutere e che può essere fatta a livello regionale. Insomma, in Veneto si può risolvere il problema dei senza tetto, che sono anche senza medico di base. Noi abbiamo depositato un progetto di legge in Veneto che vogliamo che sia discusso, perché già l'Emilia Romagna e la Puglia come regioni, siccome il sistema sanitario ovviamente è gestito dalle regioni, l'hanno approvato. Anche il Piemonte sta per approvare questa norma. In questa regione è stata approvata all'unanimità, per cui speriamo che anche in Veneto si possa approvare all'unanimità una legge come questa. Insomma, dopo la pandemia abbiamo imparato quanto sia importante un'assistenza sanitaria diffusa. È un atto di giustizia, è un atto di sicurezza per la salute di tutti. Dare un medico di base a tutti è una legge di civiltà e che deve essere un diritto di tutti, quello di poter essere curato. Abbiamo visto durante la pandemia quanto questo sia davvero un diritto che deve essere assicurato a tutte le persone e a tutti i cittadini.